La candidatura delle Dolomiti, capeggiata da Cortina d'Ampezzo per le Olimpiadi invernali del 2026. Il CONI propone al Comitato Olimpico solo quelle di Milano e Torino. Zaia ribatte, il Veneto si batterà a testa bassa. Il processo Veneto Banca e il suo trasferimento a Treviso. Paura per il rischio prescrizioni. Intanto nuovo vertice dei risparmiatori. Il fondo governativo, dicono, è l'unica speranza per i soldi svaniti. I gestori di un pub di Vittorio Veneto pestati brutalmente da un cliente marocchino ubriaco dopo che avevano rifiutato di dargli ancora da bere. La rabbia delle vittime, mai successo in 35 anni, ora la sera c'è paura. Un servizio delle Iene, immortale un medico mentre sembrerebbe nell'atto di molestare una paziente nel suo studio mestrino, scatta. L'ULSS sospende il rapporto di convenzione con il professionista. Getta acido contro una passante, 50enne a Gordino ricoverato in psichiatria, è caduto martedì sera a Belluno. Per fortuna la donna ha riportato solo lievi lesioni. Un agente della questura di Vicenza è stato denunciato per essersi finto malato a più riprese in 2 anni, invece di lavorare faceva viaggi. Continua a preoccupare la presenza dei lupi nelle montagne venete, tecnologia in aiuto con una app per segnalarli, lo annuncia la regione. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la questione della candidatura delle Dolomiti, capeggiata da Cortina d'Ampezzo per le Olimpiadi invernali in programma nel 2026. Il CONI propone al Comitato Olimpico però solo la candidatura di Milano e Torino e Zaia replica, il Veneto dice si batterà a testa bassa. Olimpiadi invernali 2026, il CONI scrive al CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, ed indica per l'Italia la candidatura delle città di Milano, Torino, senza citare il Veneto. Apriti cielo con il presidente della regione Luca Zaia, che si affretta a scrivere una lettera al presidente del CONI Malagò, ribadendo il forte e convinto sostegno della regione alla manifestazione di interesse di Cortina d'Ampezzo alla candidatura. Entro il 31 noi deliberiamo la manifestazione di interesse, come si dice tecnicamente, quindi il Veneto dice noi ci siamo. Non mi stupisce, commenta il governatore, che il CONI parli solo di Milano e Torino perché al momento quella delle 2 città sono le uniche manifestazioni di interesse formalizzate, ma la scadenza del termine è il 31 marzo e dentro quella data Zaia conferma verrà presentata quella del complesso Dolomiti UNESCO, con Cortina capofila di un progetto che coinvolge oltre al Veneto anche Trento e Bolzano. Il Veneto si batterà a testa bassa, prosegue Zaia, affinché il dossier sia valutato con lo scrupolo e l'attenzione che si deve ad un contesto che è simbolo della montagna e della natura in tutto il mondo. A favore della candidatura dolomitica si schierano le categorie a partire da Confturismo e Federalberghi Veneto. L'economia del territorio che rappresento, commenta il presidente Marco Michielli, risponde presente ed è pronta a dare tutto il supporto possibile a questa candidatura nella sede delle Dolomiti, che è quella ideale sia per la sostenibilità della spesa, considerate le infrastrutture già presenti e quelle che si stanno realizzando per i prossimi campionati mondiali di sci, sia per l'impareggiabile bellezza del paesaggio. Risparmiatori sbancati dalle banche venete, aderite al più presto al fondo di ristoro finanziario. È l'appello delle associazioni. Subito dopo Pasqua ci saranno 2 incontri in Veneto sugli ultimi aggiornamenti dal nuovo Parlamento. Le norme attuative stanno per essere scritte, quindi stiamo aspettando il no paletti al fondo che abbiamo proposto. Ecco, facciamo un appello di fare la preadesione, perché bisogna fare l'insinuazione al passivo, bisogna farla entro il 23 aprile e tutti i risparmiatori devono fare la preadesione perché è l'unica ancora di salvezza per essere rimborsati. Nel domani non v'è certezza, ci mancava solo il trasferimento del processo Veneto Banca da Roma a Treviso per cominciare a pensare male, cioè che la prescrizione dei reati contestati ai pochi potenti incomba sulle spalle dei molti cittadini e imprenditori sbancati dalle banche venete. Sicuramente la giustizia lenta non è mai una bella giustizia, anche comunque vada a finire la cosa.
Subito dopo Pasqua, il 4 aprile a San Vendemiano, Treviso, e il 6 aprile a Mestre, ci saranno 2 incontri pubblici di informazione sulla scrittura in corso in Parlamento delle norme attuative. Intanto ai risparmiatori veneti non resta che tentare almeno di aderire al fondo di ristoro finanziario. Si può fare una preadesione tramite l'associazione che tra l'altro ha una piattaforma che unisce tutte le principali associazioni che hanno aderito a questa nostra proposta e soprattutto chiediamo al legislatore che non vengano messi paletti al fondo, nel senso che la procedura deve essere semplificata. Ma c'è chi tra gli avvocati delle parti civili non è così pessimista sul trasferimento del processo a Treviso. In realtà la competenza vera è del Tribunale, della Procura del Tribunale di Treviso. Un vecchio adagio dice che i panni sporchi si lavano in casa e il caso di Veneto Banca per gli avvocati che rappresentano i truffati non fa differenza, anzi, sottolinea Fadalti, potrebbe essere un'ottima decisione per unificare diversi procedimenti. È tuttora pendente in una procedura per la dichiarazione dello stato di insolvenza di Veneto Banca. Se venisse dichiarato lo stato di insolvenza potrebbero emergere reati di carattere fallimentare e quindi in prospettiva una trattazione unitaria di questa vicenda unitamente a quella già sviluppatasi a Roma è sicuramente positiva. Come dire che Vincenzo Console e gli altri nomi eccellenti potrebbero rispondere davanti allo stesso tribunale per i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, ma anche di bancarotta fraudolenta, con risparmi di tempo e per i ricorrenti anche di denaro. E proprio sui tempi l'avvocato non crede che lo spostamento della capitale a Treviso significhi maggiore possibilità di prescrizione dei processi per scadenza dei termini. C'è sicuramente un rischio di prescrizione per i fatti più vecchi. Questo perché i reati di aggiotaggio si prescrivono in un termine massimo di 7 anni e mezzo, l'ostacolo all'attività dell'autorità di vigilanza in un termine massimo di 10 anni. È anche vero però che vi sono, per la seconda ipotesi, contestazioni che arrivano fino all'anno 2015 e per la prima contestazioni che arrivano fino all'anno 2013, quindi tempo per fare quantomeno un grado di processo c'è sicuramente. Bene, infine, secondo Fadalti, che la Procura di Treviso chieda rinforzi al Ministero, ma attenti a non usare questa condizione come scusa per allungare i tempi dell'inchiesta. Ricordo che la Procura della Repubblica di Treviso nel prossimo mese di maggio, con l'arrivo di 2 nuovi sostituti, sarà a ranghi completi. E ci sono, per quello che io ho potuto valutare personalmente, tra i sostituti diciamo più giovani, quelli che sono arrivati più recentemente, delle persone che sono assolutamente capaci e qualificate per supportare l'esperienza del dottor De Bortoli. Io penso che la struttura per fare un buon lavoro in procura ci sia tutta. Ed ora la cronaca nel trevigiano Vittorio Veneto con la vicenda di una coppia che gestisce un pub e finisce all'ospedale, aggredita da un marocchino ubriaco a cui avevano negato il bere, una vicenda che ha scosso profondamente l'intera comunità vittoriese, con il segretario della Lega D'Arè che conferma con il prossimo governo gli stranieri violenti sconteranno le pene a casa loro. Questi sono i miei capelli che praticamente ho, non so se si vede, qua 2 punti. Invece io per staccare lei mi sono preso, per vincolare nella confusione, mi sono preso un pugno nell'occhio e un calcio nella schiena. Dopo sono riuscito a spingerlo fuori e ho chiuso il cancello e sono arrivati i carabinieri, l'ambulanza. Porteranno per diverso tempo i segni della violenza efferata di un marocchino ubriaco cui hanno negato da bere. Verso le notte e mezza è arrivato un marocchino, e era allegro, andante, e ha chiesto da bere. Io mi sono rifiutato di dargli da bere e lui ha detto me lo prendo, ho delle bottiglie esposte. E si è stappato una bottiglia. Lui ha cominciato a insultarmi e allora a quel punto ho chiamato i carabinieri. Lo straniero, per nulla intimorito, ha atteso i carabinieri che, dopo averlo identificato e avergli fatto pagare la birra, lo hanno allontanato dal locale. Tutto inutile. Appena i carabinieri hanno svoltato l'angolo, lui ha tentato di entrare, mia moglie ha detto no, tu non entri, e gli ha tirato, aveva la bottiglia di birra ancora in mano, gliel'ha tirata nella testa. Io sono riuscita a togliergliela, mi è arrivato un altro pugno in piena fronte
l'ho spinto e non so neanche come ho fatto, sono riuscita a spingerlo quasi fino a metà piazzale. Poi lo straniero afferra la donna per la testa e gli strappa i capelli, mentre con un pugno tramortisce il marito che con altri avventori presenti cercava di bloccarlo. Pochi minuti e il marocchino tenta la fuga in bicicletta, subito bloccato dai carabinieri tornati precipitosamente sul posto. È libero perché l'hanno visto ancora in giro, è fuori, però non so. E adesso come vivete? Ma purtroppo adesso è cambiata dopo 35 anni. Ubriachi ne vedi sempre, però mai, ma soprattutto picchiare una donna. Questo mi ha sconvolto. Adesso hai un po' più paura la sera perché il locale chiude alle 2 di notte, sai che da mezzanotte in poi non sai più che arriva. Ma secondo voi la convivenza è possibile? Certamente, assolutamente no. Il problema si pone su quelli che sono appena arrivati e che non hanno la più pallida idea di come viviamo noi e pensano di poter fare, anzi pensano e sanno di poter fare quello che vogliono, perché purtroppo qua in Italia noi come italiani non siamo tutelati. E proprio sul tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, ieri sera incontro Fiume in municipio a Santa Maria di Sala, nel Veneziano. I residenti in delegazione hanno chiesto rassicurazioni sui numeri dell'accoglienza al parroco e all'amministrazione comunale. Tra ringa e sfogo, così l'assessore alla sicurezza di Santa Maria di Sala. Però bisogna dare le responsabilità a chi vanno date. Come dice anche la politica per tutti i migratori è stata sbagliata. La carica dei 50, salita al primo piano del municipio, si è raggruppata di sera nella saletta consiliare con il sindaco e il parroco del paese. Perché gli altri sì però? Io non li posso rifiutare. Ma perché gli altri comuni sì ne hanno rifiutato? Secondo me il prefetto, ma questo deve essere già dal governo, deve dire al sindaco: tu in base al tuo comune fai un progetto e sei tu che gestisci dove queste persone vanno messe. Incontro a dir poco esacerbato sull'arrivo dei previsti 25 migranti a Veternigo, frazione di Santa Maria di Sala, tra la preoccupazione e i timori di alcuni residenti nel nome della mancanza di informazioni, dicono. Cose mostruose per i migranti, a Padova, te lo sai che ne avremo 3-4, io sono gente in guerra, presidente in guerra che ha 70-80 anni. Se voglio fare il nuovo schiavismo, disegno in storia che gli schiavi una volta, disè adesso schiavi, qui li trattai come schiavi, non come persone, perché mi carichi locali li trattai meglio. La richiesta della riunione Fiume in merito ai numeri e gestione dei profughi accolti in una villa privata comprata da una cooperativa di Spinea per circa €500.000, come spiega Flavio Simonato, ex sindacalista della CGIL. Ho timori perché so che le cooperative sono state indagate in molte, soprattutto qua in Veneto, perché invece di fare diciamo così, l'interesse dei migranti fanno anche business. Quali le sue preoccupazioni, signor? Che non ne arriva 25, la che ne sta più di 100. Con la richiesta del primo cittadino Nicola Fragomeni, incontro destinato a durare in una prossima data ancora da definire. Perché non facciamo una delegazione 4 o 5 di voi che possono rappresentare tutti, andiamo a fare un giro a vedere cosa e parliamo anche con i vertici di questa cooperativa, così sentite anche voi con le vostre orecchie, no, di quello che stiamo parlando. Restiamo nel veneziano. Un servizio delle Iene andato in onda ieri sera ha immortalato uno psicologo mentre sembrerebbe nell'atto di molestare una paziente nel suo studio mestrino. Dopo aver subito abusi dal patrigno per 10 anni, Sara ha deciso di provare a sconfiggere i demoni del passato iniziando un percorso con uno psicoterapeuta di via Milano a Mestre. Ma già nella seconda seduta ha capito che nell'approccio terapeutico c'era qualcosa di anomalo. Il caso è stato sollevato mercoledì sera in un servizio delle Iene. Ti devo incanalare energia positiva. Ho detto, ma è il suo pene quello? Hai aperto gli occhi o sei rimasta con gli occhi chiusi? Ho aperto gli occhi, lo vedevo davanti, ma non riuscivo a sottrarmi a quello che mi stesse facendo. Non riuscivi a fermarlo? No, ho detto, ma lei è dentro di me però, e lui sì, ma non stiamo facendo sesso. Quanto tempo è rimasto in quella posizione? Non riesco a dirlo, sinceramente. Scusami per la domanda, lui si muoveva? Sì.
quindi come se fosse un atto sessuale, che si muoveva. Solo che si è allontanato dopo un po' per dimostrarmi che non era un atto sessuale. Penso di averlo realizzato solo una volta tornata a casa. Mi dispiace perché mi sono fidata di una persona sbagliata che i miei problemi li ha usati contro di me invece di aiutarmi, perché lui il giorno dopo voleva che io tornassi da lui, non riuscivo a alzarmi dal letto e gli ho detto che probabilmente non sarei venuta perché non stavo bene. A quel punto la donna ha trovato il coraggio di rivolgersi alle Iene che con una telecamera nascosta e la sua collaborazione l'hanno aiutata a immortalare quanto accadeva. Non vuole divertirti, sai? Lei mi ha detto che non le interessa il mio fisico. Il tuo fisico senza la tua testa non vuole neanche se mi pagassi 1 milione. E in un attimo allunga le mani verso le mutandine di Sara. Non mi deve nemmeno toccare, sì. Perché sei disposto? No, solo che io mi ricordo che lei non ha usato nemmeno la protezione. Vuoi vedere i miei esami di sangue? Tu sei come Gandari. Io pensavo oggi che valorizzi quella che ci siamo donati l'altra volta. Cioè, non quel sesso squallido. Poi il blitz delle Iene, dove lui ha negato tutto. Nei giorni precedenti alla messa in onda è stata presentata la denuncia ai carabinieri di Mestre che hanno informato la procura, così come l'ULSS 3 ha inviato una nota sempre alla procura e all'Ordine dei Medici di Venezia per la valutazione del caso. Il professionista in questione non è un dipendente dell'azienda sanitaria, si legge in una nota, ma un medico convenzionato per l'attività di medicina generale. L'azienda ha di conseguenza disposto la sospensione della convenzione. Getta acido contro una passante 50enne a Gordino, ricoverato in psichiatria, è caduto martedì sera a Belluno. Per fortuna la donna ha riportato solo lievi lesioni. Si aggirava per le strade del centro di Belluno con in mano una bottiglia contenente un liquido urticante, probabilmente acido muriatico, e quando una donna gli è passata accanto gliel'ha gettato addosso colpendo gli abiti ma anche con alcuni schizzi volto e mani. Poi ha finito di svuotare la bottiglia contro la vetrina di un negozio. Autore del gesto la sera di martedì un 60enne a Gordino, vittima una donna di 47 anni. I due non si conoscevano. La signora è stata medicata all'ospedale, fortunatamente ha riportato solo lesioni molto lievi. L'uomo, bloccato dalla polizia intervenuta poco dopo sul posto, è stato portato all'ospedale e ricoverato in psichiatria. L'8 marzo scorso lo stesso 50enne aveva minacciato una donna con un coltello nel parcheggio di Lambioi. Del caso è stata informata la procura di Belluno. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto. Potrebbe essersi inventato la malattia per rimanere per quasi 2 anni a casa dal lavoro. E quanto emerge dalle indagini a carico di un poliziotto della questura di Vicenza. In 2 anni si è presentato al lavoro solo per pochi giorni, per il resto tanti certificati rilasciati sempre dallo stesso medico di famiglia. A finire nei guai, con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, un poliziotto della questura di Vicenza e con quella di falso ideologico del pubblico ufficiale in certificati, il medico di Lonigo che li ha compilati. L'indagine, coordinata dalla procura di Vicenza, è partita quando i certificati medici hanno iniziato a ripetersi continuamente e sempre dal lunedì al venerdì, escludendo quindi fine settimana, ponti e giorni festivi. I colleghi della squadra mobile hanno così iniziato a indagare, scoprendo che, nonostante i presunti problemi fisici, il poliziotto 55enne faceva varie attività, compresi lunghi viaggi in auto e probabilmente in moto. Ora l'uomo è stato posto in pensione in attesa dell'esito del procedimento. Non è escluso che, in caso di condanna, debba restituire i 2 anni di stipendio e che la polizia si costituisca parte civile per il danno d'immagine, segnalando la vicenda alla Corte dei Conti. Perquisizioni e sequestri sono stati effettuati nelle abitazioni dell'uomo. Parliamo ora di redditi, perché dalle dichiarazioni IRPEF del 2017 il reddito medio dei veneti risulta tra i più bassi delle regioni ricche d'Italia. Cenerentola è comunque nel castello delle regioni più ricche d'Italia. Nella classifica dei redditi in base alle dichiarazioni IRPEF 2017 riferite all'anno precedente, Veneto e Friuli Venezia Giulia si piazzano rispettivamente all'8° e 9° posto.
fanalino di coda delle regioni del nord e sorpassate anche da Emilia-Romagna e Lazio. In Veneto il reddito complessivo medio è di 21.994 euro, di poco inferiore, 21.890, quello dei friulani. C'è un problema di equità, perché se il reddito è così basso è evidente che c'è qualcuno che le tasse non le paga tutte. Se la CGIL punta il dito sull'evasione fiscale, c'è chi preferisce mettere sotto la lente di ingrandimento l'elusione fiscale. Ovvero sia quei soggetti che hanno delocalizzato all'estero la propria produzione, che sono italiani, che vivono in Italia, che godono di tutti i servizi che il nostro Stato offre e anche il nostro territorio offre, ma che lasciano tranquillamente il reddito all'estero. Secondo il tributarista, per invertire la tendenza e preservare dall'impoverimento è necessario salvaguardare le produzioni del territorio. Preservare gli imprenditori che sono nel territorio, sicuramente tassandoli meno, sicuramente creando dei sistemi di flat tax per i cittadini, ma sicuramente proteggendo in maniera attenta e precisa quello che è il prodotto fatto in Italia, finché quando va all'estero è un prodotto tutelato e realmente garantito. Arriva una app che permetterà di monitorare in tempo reale la presenza dei lupi sulle nostre montagne. Controllare la posizione del branco di lupi dal proprio telefonino. La Regione sta lavorando ad una app specifica proprio per monitorare in tempo reale i movimenti di questi animali e la loro presenza. Stiamo portando avanti un progetto assieme all'Università di Sassari e naturalmente le nostre per catturare i capibranco, metterci un radiocollare e istituire questa app per creare questo che è come un recinto virtuale. Proprio così, un recinto virtuale disponibile grazie all'applicazione per smartphone, sarà utile soprattutto agli allevatori. Noi poi forniremo questa app agli agricoltori, agli allevatori, ai sindaci, alla forestale eccetera, dove praticamente salta fuori dov'è questo branco e quindi sappiamo benissimo in questo momento è lì a 100 metri magari da casa nostra oppure è vicino ai nostri animali, quindi andiamo a fare un controllo immediato, andiamo a fare comunque un'azione di allontanamento. Una app per monitorare la presenza e gli spostamenti dei lupi, ma non solo. In Regione si sta pensando anche a reintrodurre la figura del guardiano notturno dei pascoli. Stiamo pensando anche di mettere su un bando, e lo stiamo studiando con la collega Donazzani del Lavoro, per reintrodurre il guardiano notturno, cioè dove ci sono quelle figure di disoccupati, inattivi eccetera, che possono naturalmente comunque seguire le greggi, seguire magari le vacche che sono di notte in giro lasciate sole, appunto per allontanare questi animali e per fare questa prevenzione. Penso sia un'azione molto utile anche per la disoccupazione. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prosegue un tempo molto instabile anche nella giornata di venerdì 30 marzo. Sarà perturbato infatti su tutte le nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto piogge sparse, anche alternate a qualche schiarita al mattino. Precipitazioni più diffuse col passare delle ore, anche a carattere temporalesco e di moderata intensità. Vediamo le temperature. Le minime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 11 e 18 gradi. Molto instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse su tutti i settori, anche moderate e con rischio di locali nubifragi in serata. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 17 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, precipitazioni anche forti soprattutto nel corso della serata e della nottata. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime che invece si attesteranno intorno ai 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.